Una notizia clamorosa scuote l'ambiente Napoli alla vigilia di settimane decisive. Il futuro di Frank Anguissa torna prepotentemente al centro delle discussioni. Parliamo di uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di Antonio Conte. E ciò che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare molto per il club azzurro. Prima di svelarvi tutti i dettagli di questa vicenda bollente, ricordatevi di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rinnovo del contratto di Anguissa è tornato sul tavolo delle trattative. Il Napoli, come misura di sicurezza, aveva già attivato la clausola di proroga automatica del vincolo, spostando la scadenza dal 2026 al 2027. Tuttavia, questo non basta. L'entourage del centrocampista camerunese è pronto a sedersi nuovamente con il club di Aurelio De Laurentiis, questa volta per discutere adeguamenti salariali che riflettano il peso che Anguissa ha all'interno della rosa. Conte è stato chiaro, non intende rinunciare ad Anguissa. Il centrocampista di 29 anni è considerato fondamentale per mantenere l'equilibrio fisico e tattico della squadra, soprattutto nelle partite ad alta intensità di Serie A e Champions League. Il Napoli vuole trattenerlo più a lungo, ma ora deve trovare una strada condivisa, garantendo che il giocatore si senta valorizzato anche dal punto di vista economico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questo rinnovo verrà ufficializzato con tutti gli adeguamenti attesi. E adesso voglio sapere da te, tifoso del Napoli. Il club dovrebbe offrire un aumento salariale per assicurarsi la permanenza di Anguissa per molti anni? È davvero insostituibile per il progetto di Conte? Lascia la tua opinione qui nei commenti e, se vuoi sostenere ancora di più il canale, non dimenticare di usare il Super Thanks.